Buongiorno a tutti, nell'ambito degli incontri che noi stiamo ottenendo su Superbonus 110%, oggi abbiamo qui ospite due funzionari miei fidi, il dottor Roberto Gaido e il dottor Tiziano Nicolini. Innanzitutto volevo ringraziarvi per la vostra partecipazione e poi volevo chiedervi di chiedere soprattutto a lei, dottor Gaido, di parlarci un po' di Neafidi, parlarci di lei, dire cosa fa Neafidi per quanto riguarda il 110% e soprattutto per quanto riguarda la cessione dei crediti relativi al 110% e anche alle altre, diciamo, agevolazioni. Allora, buongiorno dottor Giustino, io sono Gaido Roberto, direttore commerciale di Neafidi. Neafidi è un consorzio di garanzia del mondo confindustriale nato a Vicenza parecchi anni fa, con lo scopo di concedere le garanzie al sistema bancario a favore delle piccole e medie imprese operanti sul territorio del Veneto, del Friuli e dell'Emilia-Romagna. Il nostro percorso di crescita, come vi dicevo, è partito dalla gestione appunto dello strumento della garanzia e in questi ultimi anni c'è stata un'evoluzione, soprattutto nell'ambito della fine 2020, inizio del 2021, con la possibilità anche di concedere credito diretto a favore delle imprese, anche abbinato agli strumenti di agevolazione pubblica. Neafidi è un confidi vigilato da Banca d'Italia e per questo motivo può anche erogare credito diretto e la scelta che abbiamo fatto è quella dell'abbinamento alle agevolazioni presenti sul territorio nazionale e regionale in modo tale da favorire le imprese appunto per effettuare gli investimenti con strumenti di agevolazione. L'abbinamento oggi avviene mediante le Sabatini, mediante crediti d'imposta e beni strumentali e dall'altra parte mediante appunto l'erogazione di un credito sotto forma di finanziamento a favore delle imprese che effettuano gli investimenti. Questo tipo di strumenti permette di avere dei pacchetti a 360 gradi dove l'azienda con un unico partner può gestire sia la parte creditizia che la parte dell'agevolazione. In quest'ultima fase, oltre a tutti questi strumenti di agevolazione, abbiamo introdotto anche la gestione dei bonus edilizia. Questo tipo di strumento nasce da una collaborazione effettuata insieme a Cassa Depositi e Prestiti. Perfetto, dottor Gaido. Io a questo punto volevo chiederle, ma voi la cessione dei crediti relativi al 110, ma anche alle altre agevolazioni fiscali, la effettuate direttamente o tramite un soggetto terzo? Intanto bella domanda perché quando lei mi parla anche delle altre agevolazioni fiscali, si riferisce a quello che sta avvenendo nell'evoluzione della normativa che si sta lavorando per portare oltre i bonus edilizia anche tutto quello che riguarda i bonus 4.0, eccetera, nei crediti d'imposta alla cessione. È una normativa in forte evoluzione e ancora non è arrivato a termine questo passaggio. Speriamo che possa arrivare perché sarebbe un ulteriore strumento per dare liquidità alle imprese. Noi oggi siamo operativi, come le dicevo, con Cassa Depositi e Prestiti, con un accordo commerciale di gestione per conto di Cassa Depositi e Prestiti della cessione dei crediti. Cassa Depositi e Prestiti ha fatto una scelta commerciale importante, e cioè fino ai 50 milioni di euro di fatturato delle piccole e medie imprese che abbiano da cedere i crediti dei bonus edilizia, ha fatto la scelta appunto di lavorare insieme ad alcuni confidi sul territorio italiano. Quindi vedete Neafidi come uno strumento, un braccio commerciale di Cassa Depositi Prestiti per arrivare appunto alla cessione dei crediti mediante gli sconti in fattura. Naturalmente questo implica che non siamo noi ad acquistare direttamente questi crediti fiscali, ma è Cassa Depositi e Prestiti che mediante il Confidi riesce ad arrivare a ottenere questo tipo di strumento, a velocizzare l'erogazione della liquidità a favore delle imprese, andando anche a calmierare i prezzi di mercato che ci possono essere oggi su questi tipi di prodotti che sono molto variegati a seconda dell'istituto di credito o di chi può oggi effettuare appunto l'acquisto di questi crediti. Dottor Gaido, da quello che capisco, quindi voi non acquisite solo crediti relativi al 110%, ma un po' tutti i crediti fiscali relativi agli interventi di qualificazione energetica, interventi di recupero edilizio, interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici. Vi le chiedo a quali condizioni acquisite questi crediti, sia in termini di tempi, sia in termini di prezzo di acquisizione.
Allora, con Cassa Depositi e Prestiti effettivamente non si lavora solo sui cosiddetti super bonus 110%, ma si può lavorare su tutte le altre forme, quindi bonus facciate al 90, bonus energia 65, bonus 50% serramenti o ristrutturazioni, quindi non ci sono problemi su questo tipo di situazione. I prezzi sono distinti a seconda se si tratta dei bonus 110% durata 5 anni, dove il prezzo di acquisto effettivamente è molto competitivo, in quanto avviene 94,5 lordo rispetto a base 100 o a 103,95 se si riferisce al 110%. Il valore netto accreditato a favore dell'azienda sarà, nel caso del 103,95, 102,45, in quanto un punto e mezzo è il compenso che viene a favore del Confidi. Per gli altri bonus edilizia nella forma diciamo di durata 10 anni, il valore a cui Cassa Depositi e Prestiti acquista è 89% lordo, con accredito netto a favore del cliente di 87,5, in quanto anche qui un punto e mezzo è il compenso del Confidi, che naturalmente rilascia regolare fattura a fronte della prestazione che effettua. I tempi sono una variante che non dipende tanto da Cassa Depositi e Prestiti, ma dipende dal tempo in cui riusciamo a preparare le checklist. Noi su questo abbiamo lavorato in questo modo, abbiamo delle checklist personalizzate sulla tipologia di agevolazione, quindi se si tratta di un bonus 50 o 65, 90, eccetera, a seconda che sia una casa unifamiliare o se sia un condominio, quindi sono parecchie checklist distinte in funzione della tipologia di operazione e lavoriamo insieme all'azienda per la predisposizione e la raccolta di tutti i documenti. Il tempo di erogazione materiale da parte di Cassa Depositi e Prestiti si aggira oggi con checklist completa e certificazione effettuata dalla società di revisione nell'arco dei 15 giorni successivi. Il tempo di erogazione quindi non è sostanzialmente un problema. Il problema può essere mettere insieme l'elenco dei documenti necessari per arrivare a questa certificazione. Dottore, lei ci ha detto che i tempi dipendono un po' anche dalla raccolta della documentazione, però so che voi date un supporto alle imprese proprio nella raccolta della documentazione, nell'assistere diciamo, in questa fase che è anche abbastanza complessa e abbastanza delicata. È giusto quello che dico? Allora, diciamo che questo è il punto cruciale di differenza di quello che effettuiamo noi rispetto al mercato. Nel senso che oggi il mercato si compone sostanzialmente di tanti intermediari che stanno facendo questo tipo di lavoro, che giustamente hanno costruito delle piattaforme con cui lavorare e direi molto molto ben fatte da questo punto di vista. L'unica cosa che noi facciamo forse in più rispetto a tutto questo tipo di movimentazione che c'è oggi è che cerchiamo di essere a fianco dell'imprenditore nella parte proprio della raccolta documentale. Quindi diciamo che l'idea è quella di mettere l'imprenditore a fare il suo mestiere, a produrre la documentazione, ma non a doversi occupare di gestire i documenti all'interno di una piattaforma o se ha dei dubbi su quello che deve fare, in modo tale da avere qualcuno, che in questo caso è Neafidi, che risponde alle obiezioni o alle domande, ad esempio su come deve essere fatta una fattura, per fare un esempio, o se un documento deve essere fatto in un modo piuttosto che in un altro. Questo perché non è che oggi Neafidi sia diventato il partner super tecnologico per i bonus edilizia, ma semplicemente perché a fianco anche a Neafidi ci sono le società di revisione certificate da Cassa Depositi e Prestiti che fanno le certificazioni dei crediti. Quindi nella fase del durante, cioè del caricamento dei documenti o nel caso in cui ci siano delle obiezioni, verifichiamo immediatamente con la società che poi effettuerà la certificazione del credito qual è la tipologia di problema e qual è l'obiezione che può nascere, in modo tale che i documenti che vengono caricati sulla piattaforma siano già allineati a quello che dovrà poi essere effettuato al momento della certificazione. Capisce che questo taglia parecchio i tempi, perché invece di dire a un imprenditore carica i documenti all'interno della piattaforma,
finisci di caricarli e poi qualcuno ti dirà se sono a posto o se ci sono dei problemi ti chiederà di cambiarli, tutto questo avviene nel durante della pratica, mentre i documenti vengono redatti e questo risolve parecchio questa tipologia di problemi perché permette all'imprenditore e all'azienda di lavorare con sicurezza, con tranquillità nella fase di gestione documentale e di non avere poi o dei tempi che si allungano o delle magari sgradite sorprese alla fine che qualcosa non ha funzionato. Ecco, questa è la fase che fa sì che i tempi vengano accorciati per poi arrivare all'erogazione diciamo delle somme a fronte della cessione dei crediti. Io con tutti gli imprenditori che ho parlato in questa fase non si stanno tanto preoccupando del punto in più, del punto in meno del pagamento, quanto nell'avere il servizio e nella certezza di riuscire a cedere i crediti fiscali nei tempi che loro hanno previsto e di non avere sorprese che qualcosa non abbia funzionato. Quindi il vero valore aggiunto oggi sta nel fatto di poter essere vicini all'impresa nella fase del caricamento della documentazione, rispondendo alle eventuali domande e obiezioni che ci possono essere e quindi dare tranquillità agli imprenditori di riuscire ad avere effettivamente la possibilità di cedere questi crediti. Ricordo sempre con la questione dell'inserimento all'interno delle fatture dello sconto, perché l'unico mezzo col quale si può lavorare con Cassa Depositi e Prestiti oggi è appunto inserendo lo sconto in fattura nei confronti della persona fisica finale che ha dato la committenza nei confronti appunto dell'impresa edile che esegue i lavori. Dottor Gaido, diciamo questa cosa che ci ha detto è molto importante per le nostre imprese perché le condizioni economiche sono importanti. Voi offrite le condizioni economiche molto vantaggiose rispetto alla generalità, diciamo, delle banche o delle assicurazioni e tutti quei soggetti che in qualche modo acquisiscono i crediti relativi a questi tipi di bonus. Però la cosa più importante, come diceva lei, è proprio la possibilità di avere un partner che ci assiste, che ci affianca nell'inserimento e nel reperimento della documentazione che serve proprio per poter effettuare la cessione dei crediti. Questa è veramente la cosa più, diciamo, più importante di tutte, ritengo. Dottore, un'altra domanda importante riguarda la possibilità da parte delle nostre imprese di ricorrere a Neafidi per finanziare gli interventi di questo tipo mediante appunto delle forme di finanziamento a medio e lungo termine. Voi come Neafidi potete fare questo, cioè potete reperire finanziamenti o potete erogare direttamente finanziamenti per le nostre imprese? Allora, Cassa Depositi e Prestiti non ha previsto la forma tecnica dell'anticipazione finanziaria a fronte dei bonus edilizia. Quindi direttamente non abbiamo questa forma, diciamo, di linea di credito da mettere a disposizione, ma anche perché il sistema bancario è sicuramente il punto di riferimento da questo punto di vista e qui possiamo naturalmente lavorare insieme alle banche per verificare l'opportunità della concessione delle linee di credito necessarie per l'eventuale anticipazione, anche insieme al collega che opera in provincia di Verona, Tiziano Nicolini. Aggiungo una cosa, è vero che non c'è l'anticipazione finanziaria, ma si può lavorare con gli stati avanzamento lavori, che comunque sono previsti, quindi dei bonus sia sul 110%, raggiungendo la soglia minima del 30% del cantiere, e con un massimo di 3 SAL si può comunque avere, diciamo, la cessione dei crediti nel durante, sia anche su tutti gli altri bonus edilizia, quindi quelli del 90, 65, 50, senza lavorare con una soglia del 30%, ma lavorando come se fossero delle pratiche disgiunte una dall'altra, si può lavorare a quel punto anche su questi altri bonus con la formula della cessione del credito parziale a seconda dell'andamento del cantiere. Quindi non c'è il concetto dell'anticipazione finanziaria al momento T con zero, ma c'è la possibilità della cessione dei crediti lavorando con gli stati avanzamento lavori. Le aggiungo ancora una cosa, in merito al pricing, un elemento importante, le condizioni sono, come lei diceva, sicuramente competitive.
Un altro punto è la stabilità delle condizioni, cioè con Cassa Depositi e Prestiti non sono previste delle variazioni contrattuali sull'aspetto del pricing pagato, cosa che c'è stata un po' di turbolenza di mercato in questa fase con alcuni operatori. Ma questo perché? Perché chiaramente Cassa Depositi e Prestiti, essendo una realtà molto importante sul territorio italiano e come sappiamo tutti anche di emanazione barra proprietà dello Stato, ha creato questa tipologia di prodotti proprio per dare anche proprio un calmiere, come dicevo anche prima, rispetto ai prezzi. Quindi le condizioni sono queste, sono stabili e permettono una programmazione dei lavori da parte degli imprenditori tenendo conto dei flussi finanziari previsti con le percentuali di cui abbiamo parlato. Quindi l'elemento sia del pricing in termini competitivi, sia del pricing in termini di stabilità e sia del servizio sono una base importante per mettere insieme il tutto nella fase della programmazione delle attività che gli imprenditori devono portare avanti poi per i propri flussi finanziari, per finanziare tutta l'attività, indipendentemente da quella che può essere, diciamo, il momento T-con zero dell'anticipazione finanziaria. Dottore, per le imprese che si rivolgeranno a voi o che dovessero rivolgersi a voi per effettuare la cessione dei crediti relativi al 110 e tutte le altre agevolazioni fiscali, ci sono altri oneri oltre a quelli di cui lei mi ha già parlato? Dunque, se l'impresa è già socia di Neafidi, non ci sono nessun'altra tipologia di costo. E tra le altre cose, i costi di cui ho parlato prima si pagano solo al momento in cui avviene l'erogazione del credito, diciamo della somma da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi non c'è nessuna somma da pagare in via anticipata. Se l'azienda non è associata né a fidi, l'unico costo che c'è da sostenere è quello dell'associazione, in quanto essendo un confidi per legge c'è un obbligo di associazione alla struttura. Questo costo è di 500 euro, una tantum, e si paga una volta sola per tutta la vita in cui si rimarrà associati a Neafidi. Quindi è un costo secco, unico, una tantum, non ripetitivo sulle singole pratiche che verranno effettuate e come vi dicevo, per tutte le altre tipologie di costi, che non ce ne sono al di fuori di quelle che vi ho detto prima, si pagheranno quel punto e mezzo relativo alla gestione delle pratiche di istruttoria del bonus edilizia al momento nel quale verranno poi erogate le somme da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Dottore, le imprese che dovessero rivolgersi a voi per la cessione dei crediti, a che tipo di valutazione sono soggette? Tipo rating bancario o altre valutazioni di altro tipo? Allora, Cassa Depositi e Prestiti ha prestabilito, diciamo, tre momenti. Il primo è quello di una valutazione dei parametri di merito creditizio, ma non è di natura soggettiva, ma sono solo tre parametri oggettivi. Il primo è quello che l'impresa non deve avere avuto nell'ambito dell'ultimo bilancio chiuso una perdita, sia chiuso in perdita, superiore al 50% del patrimonio. Il secondo parametro è quello che bisogna avere una centrale rischi che non sia in sofferenza e il terzo parametro che le linee concesse dal sistema bancario non devono avere uno sconfinamento di oltre il 20% del totale dell'accordato. Non sono parametri complessi da questo punto di vista, ma sono proprio solo, diciamo, dei punti di partenza per poter accedere allo strumento. Questa verifica viene fatta da parte di Neafidi come soggetto abilitato per conto di Cassa Depositi e Prestiti e poi noi lo certificheremo nei confronti appunto di Cassa Depositi e Prestiti. Il secondo punto è quello della valutazione dei parametri nell'ottica dell'antiriciclaggio. Sia noi come Neafidi sia Cassa Depositi e Prestiti sono soggetti alla normativa italiana dell'antiriciclaggio, quindi dovremmo fare una raccolta documentale di alcuni elementi importanti, tipo il titolare effettivo, l'adeguata verifica, eccetera, per fare le verifiche appunto in tema di antiriciclaggio e poi anche qui Neafidi certificherà questi dati nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti in modo che sia tutto trasparente e sia tutto fatto secondo le normative di legge. Finiti questi due passaggi,
Si può tranquillamente iniziare a lavorare sulla pratica nelle raccolte documentali di cui vi parlavo prima. Come vi dicevo, Neafidi fornisce le checklist a seconda del tipo di bonus edilizia e si inizia quindi la parte che porterà verso la cessione dei crediti a Cassa Depositi e Prestiti. Aggiungo un punto che giustamente lei mi chiedeva prima dei parametri. In quest'ottica, Cassa Depositi e Prestiti non ha dei limiti né minimi né massimi di acquisizione dei crediti. Quindi non stiamo parlando che le fatture magari di 2-3 mila euro non possono entrare o ci sono delle soglie massime mensili di cessione del credito. Non esiste nulla di tutto questo. Quindi può entrare una piccola azienda che magari stia facendo serramenti, come può entrare una grande azienda che stia facendo anche operazioni di svariate milioni di euro, anche di natura mensili. Noi stiamo vedendo un po' tutte le categorie, un po' tutte le tipologie, ci sono fatture molto piccole, ci sono fatture molto importanti, a seconda della tipologia di impresa e come vi dicevo anche a seconda che sia un'azienda che fa i serramenti edili, un'azienda che vende le caldaie oppure aziende edili molto importanti che stanno effettuando delle operazioni sul territorio di Superbonus 110%. Non ci sono né preclusioni né limiti di nessun tipo. Come vi dicevo, è uno strumento molto aperto dove bisogna lavorare bene, sì. A livello qualitativo, Cassa Depositi e Prestiti pretende che la documentazione sia fatta in modo conforme, sia fatta bene, ma mi sembra logico da questo punto di vista. Ma poi, come vi dicevo, tutto il resto funziona molto bene e i tempi di lavorazione non sono assolutamente lunghi. E però non ci sono appunto neanche questi limiti e quindi si può lavorare su tutte le tipologie di aziende senza avere delle preclusioni o senza avere delle barriere che possono anche essere, diciamo, un po' difficili da gestire se uno, ad esempio, avesse un castelletto di 1 milione di euro al mese. Ecco, questo tipo di limiti non ci sono e quindi si può lavorare in apertura su tutto lo scenario di tutte le tipologie di imprese. Grazie, dottor Gaido. Lei prima ci ha detto che il punto di forza di Neafidi è proprio quello di dare assistenza alle nostre imprese. E a questo punto mi rivolgo al dottor Nicolini, che è lì con lei, chiedendogli chi è che assiste le nostre imprese materialmente, chi è la persona di riferimento a cui le nostre imprese possono rivolgersi per poter effettuare la cessione del credito, per essere supportate nell'ambito della cessione del credito. Buon pomeriggio, dottor Spatola, e grazie per avermi fatto intervenire. Allora, rispondo alla sua domanda con questa risposta. Il gestore imprese per la provincia di Verona e per una parte della provincia di Vicenza sono io, quindi tutte le aziende che hanno questa necessità si devono rivolgere per forza a me, quindi invito sia i vostri associati sia gli iscritti alla Cassa Edile a contattarmi personalmente per qualsiasi necessità, per qualsiasi chiarimento, dubbio o anche per una semplice informazione. Vi lascio quindi i miei riferimenti, vi lascio un numero di cellulare che è 348 018 1340, un fisso 045 80 99 461 e vi lascio anche la mail che è t.nicolini@neafidi.it. Grazie. Grazie a voi, dottor Gaido e dottor Nicolini, per la vostra disponibilità e per la disponibilità di Neafidi. Quindi a presto, arrivederci con voi e per la cessione del credito da parte delle nostre imprese. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Grazie di nuovo.